Apriamo la puntata di oggi con il signor Mariano. Sì. Signor Mariano, salve. Senta un po', Mariano, lei come se la cava col dialetto? Insomma, sono bresciano, dovrei cavarmela bene. Bresciano proprio. Sì, bresciano. Sentiamo un po'. Se la notte dorme bene, presto di tavola vedrete. Se la notte dormer bene, pres de tavola, Te vedrete. cioè? Cioè se la notte dormi bene, a tavola mangi bene. Mangi meno. Sì, no. Lei è una buona forchetta? Io sì, anche se non sembra, sono una buona forchetta. È uno che poi prende sonno bene, che dorme tranquillamente. Per adesso non ho problemi. Che c'è qua sotto, signor Mariano? Il mio piccolo. Piccolo, ammazza, questo è quello piccolo. Sì, Quello grande com'è? è la femmina a casa. Va bene, tra pochissimo iniziamo, restate con noi, grazie. C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati amici a Centro Anch'io, lo sapete, no? Che nella Pinacoteca Tosio Martinengo non ci saranno solo dipinti ma anche opere. È un piatto, un grande piatto con scene del mito di Ciparisso. L'opera di oggi è uno dei pezzi più pregiati della ricca collezione di maioliche cinquecentesche raccolta nell'Ottocento dal collezionista bresciano Camillo Brozzoni e da lui poi donata alla città. Sul corpo della brocca sono raffigurati Giove, Venere e una divinità maschile non identificata, accompagnati da amorini. Il prezioso manufatto va ascritto alla bottega Urbinate dei Fontana, specializzata nella produzione di maioliche istoriate, cioè dipinte non con motivi decorativi ma con scene narrative, per lo più riferibili ai miti e alla storia antica. Di grandissima qualità, caratterizzate dalla notevole carica coloristica e da un disegno di forte energia. L'avete capito dalla nostra anteprima, adesso siamo pronti con il proverbio. Se la notte dormer be, pres de tavola vendré. Andiamo. Raffaello, Lisa, guardate che bella creatura, e Sabrina, livornese, foggiana e bresciana. Bresciana. E dove vi siete trovati? Da Livorno a Foggia? Brescia. A Brescia, bene. Oh. Che era quel sospiro? Niente, sospiro, ho mangiato adesso. A proposito di mangiare, se la notte te dormer be, pres de tavola vendré, ovvero Se la notte dormi bene, presto a tavola vuoi andare. A tavola vendré. non è se la notte dormi bene, se la notte dormer be. Vuoi dormire bene? Devi venire via da tavola presto. Quindi, Bravissimo, ma se bisogna mangiare poco. cioè, Mangia poco. e tu sei uno di quelli? Io sì. Mangia pochino? Mangia pochino il papà? Bene, l'ho già sentito. Bisogna anche metterlo in pratica però, Visto la Bosella, non è che io sia proprio quello che lo mette in pratica, però vuol dire che bisogna, per dormire bene, mangiare poco la sera, giusto? Esatto. Bravo, lei Io non sono l'esempio più adatto, però questo vuol dire. Maria Joao, che splendida signora qui a spasso per Brescia dal Portogallo, da Porto. Sì, vero. Ci sono dei pasticcini a Porto, la pasticceria è buonissima. vero? Buonissima, vero, e Eh, del vigno anche. sì, bello poi. Se la notte... Ehi, Notte dorme be, presto de tavola venedre. secondo me questa ci prende in giro, non è portoghese, questa è bresciana, Valsabbia. Sì. E che significa? Dai, provi a tradurre dalla... E se è la notte e che si va a dormire, Oh, capì? o non so, lo so. Guardi che lei ha fatto il 50%, è fenomenale. Sì. Ci dia un bacio al Portogallo da parte nostra. Mille anche per Breccia. E buona vacanza. Grazie mille. La signora Renata con il signor Sergio a spasso, ma che bella coppia. Sì, siamo una coppia sempre in presa. Sì. Devo interrogare anche la moglie su sta cosa. Vai tranquillo che lei ti risponde. Conferma. Sì, confermiamo, dai. Se la notte dormer be, caro Sergio, pres de tavola vendré, cioè... Bisogna mangiare poco la sera, perché sennò tu dormi a me, perché devi avere il peso sul stomaco. Tu ce l'hai il peso sullo stomaco? Mai. Mangi poco? No, mangio, ma digerisco bene. E a pranzo? A pranzo mangio.
Vabbè, ma allora Sergio, voglio dire... Mangio solo 2 volte al giorno, a pasto e fuori pasto, e basta. Se la notte dormir bene, pres de tavola vendré. Se vuoi avere un riposo, un sonno tranquillo, non eccedere nel cibo, soprattutto quello serale. Un classico. Grazie amici, appuntamento alla prossima, ciao!